Il momento, inutile negarlo, è quello del batticuore. Lo possono confermare generazioni e generazioni di studenti, primi della classe compresi, immancabilmente emozionati, chi più chi meno, nell'attesa di vedere esposti i risultati dell'anno scolastico. E stamane quella trepidazione si aveva quasi l'impressione di poterla toccare all'entrata dell'ITIS Fermi di San Pelaio a Treviso, dove file di occhi erano puntate al di là del vetro sui bidelli, intenti a finire di attaccare ai pannelli gli ultimi fogli con i voti, che, di lì a pochi istanti, avrebbero detto l'ultima incontestabile parola su certezze, previsioni ed anche illusioni o delusioni. Sono stati di maniche strette? Sì, abbastanza. Rispetto all'anno scorso di più? Sì, almeno nella mia classe sì. Questi voti come vanno? Non so, i miei sono ancora bloccati la mia classe, tutte quante le quarte e le quinte bloccate completamente. E fino adesso che impressione c'è? Beh, hanno fatto abbastanza respinte nelle prime e seconde. Sono stati più selettivi quest'anno, compreso anche l'anno scorso, abbastanza selettivi. Di fondo resta dunque la questione scrutini con tutte le difficoltà e conseguenze che cogliamo in questi giorni. Ma stamani a Treviso, oltre che al Fermi, i risultati scolastici erano esposti anche all'artistico, al magistrale e al Canova. Ho visto solo dei risultati che i respinti sono stati di meno, rimandati più o meno gli stessi. Scusate, risultati attesi oppure sorprese? Sorprese. No, dai. Beh, per me risultati attesi, anche perché sono al liceo, quindi c'è più coerenza nei voti, i professori sono più esperti, quindi risultati attesissimi. Difficile valutare in complesso com'è andata, giacché, come si è visto, qualsiasi domanda in tal senso ammette da parte dell'alunno una risposta che pertiene al caso personale, senza dire che la linea di un oggettivo raffronto col passato non potrà essere tirata che a dati interamente disponibili, ossia nei prossimi giorni. Ma l'impressione, perché per ora non si può parlare che in questi termini, è che nonostante tutto, almeno per gli studenti, la scuola sia tornata ad essere davvero e sempre più una cosa seria.